io volevo sapere da te, allora tu, che cosa è, insomma, Ciccitu Masala per te? Intanto ciao, grazie per questo invito, sono molto contenta di far parte di questo progetto in aumento di Cicittu perché per me, come penso per tantissime altre persone, lui è un babbo umano, è diciamo un punto di riferimento sia per la formazione ma proprio anche per chi si approccia al discorso della lingua sarda, che è un po' diciamo, il campo in cui io mi muovo. Anche se devo dire la verità, io lui l'ho conosciuto prima nelle sue scritture in italiano che in lingua sarda, perché la prima cosa che ho letto di lui è stato il parroco di Arasolè, ma Ah. ero poco più che un adolescente praticamente, e mi aveva colpito tantissimo, intanto perché io in quegli anni studiavo in una scuola privata cattolica, quindi leggere di questo parroco così diciamo sui generis mi aveva, come dire, aperto comunque una prospettiva completamente diversa, una lettura completamente diversa. E oggi sono andata proprio a ricercarlo quel libro, perché proprio quello, perché poi sai, le sensazioni anche della lettura sono proprio, cioè, i ricordi sono legati anche alla sensazione di tenere lo stesso libro in Sì, mano. sì. Sono andata a vedere la frase che mi ero sottolineata Ah. e te la voglio leggere, Sì. perché poi da lì che è partito molto delle mie riflessioni sul discorso non solo della lingua ma proprio dell'identità. Te la leggo Sì, sì. brevemente. Diceva così: nel caso mio, se è illecito passare dalla storia all'autobiografia, bisogna dire che mi è capitato ciò che capita ai contadini quando vanno a lavorare nell'industria. Smarriscono la logica della loro cultura paesana senza riuscire ad acquistare la logica della cultura urbana. Smarrì, insomma, la mia identità. Ecco, questa frase io, che ripeto, ero poco più che un adolescente, la sottolineai proprio di rosso e molto spesso sono andata a rileggermela proprio perché questa dicotomia tra cultura paesana e cultura urbana mi ha sempre affascinato e credo che alla fine questa possa essere un po' anche la metafora della lingua sarda e che lui abbia voluto, affrontando sempre questo tema, perché poi la ruralità contrapposta all'urbanità sono temi che abbiamo sempre ritrovato nei suoi scritti, ma anche nelle sue relazioni, nei suoi interventi, nei vari concorsi letterari. Penso che possa dirci molto proprio di quello che è stato il modo di agire dei sardi, cioè quello di riversarsi verso un'urbanità a sfavore di un campo più contadino, più rurale, quello che lui diceva il mondo del grano. E così pure è successo per la lingua, ci siamo talmente riversati su quello che era una visione italocentrica a sfavore della nostra identità anche linguistica sarda e che tuttora facciamo fatica a recuperare e a far convivere con quella visione italocentrica. E lui ripeto, è un punto di riferimento perché è stato anche un innovatore nello scrivere, pensare alle poesie bilingue per esempio, pensare proprio a questa visione bilingue che lui aveva, che è una visione a cui noi ancora Sì, sì, aneliamo, sì, no? sì. Che cosa è che ti porteresti dietro tu e consideri attuale di Ciccitu Masala? Guarda, io ricordo una volta che ho parlato di lui in una piccola conferenza, che l'avevo definito così. Secondo me lui era un po' un visionario realista, che sembra un ossimoro, no? In realtà mi ha sempre dato l'impressione che lui vedesse oltre, vedesse più avanti e avesse proprio dei sogni su questo futuro, ma per sognare secondo me bisogna avere proprio una precisa chiarezza di quello che è il mondo e la vita che viviamo ogni giorno. Cioè, secondo me il suo essere visionario era legato a una forte aderenza agli anni che ha vissuto, cioè l'approfondire quella società, entrare appunto dentro tanti argomenti, perché poi lui era
per usare un termine moderno, multitasking, si occupava un po' di tutto, Sì, no? sì, sì. Politica, i ricordi legati alla Russia, ma anche appunto visioni che potevano essere quelle dei racconti appunto nei campi di grano, cioè c'è tutto questo mondo che pullula, è una cosa continua, no? Non è solo un settore, e lui sapeva mischiarli e sapeva tirar fuori da tutte queste cose una realtà che consentiva, non lo so, di vedere avanti. Ecco, io quello che mi porterei di lui è proprio questa, la sua efficacia intanto nell'osservarla, quella società, proprio un tentativo molto forte di comprenderla. E secondo me quando si capiscono bene le cose, le si fanno proprie, le si sanno anche comunicare molto bene. È un po' il discorso che facciamo oggi, no? Nei corsi di comunicazione, cioè oggi come oggi se non sappiamo comunicare non esistiamo. Ecco, lui era, oltre che un grande scrittore, un grande comunicatore, cioè la sua forza sta nel dire le cose che lui pensava, che anche delle cose poetiche, dirle in una maniera molto efficace e comunicativa, molto pregnante, cioè quindi cose che ti arrivano proprio dritte, come se lui sapesse che proprio tu le stai ascoltando e che proprio tu puoi ottenere degli insegnamenti da quelle cose. Ecco, questo per me è Cicci Tomasa, uno che ha saputo insegnarmi pur non conoscendomi. Va bene, grazie Quindi, Emanuela. grazie a te, per me è stato un piacere, rimango a disposizione perché, ripeto, penso che sia una figura che la Sardegna non so neanche se abbia meritato veramente.